Carissime Aquile, bentornate. Finisce il 2018, inizia il 2019, riparte la programmazione di Aquile Libere. Ricordo che Aquile Libere è una trasmissione ideata e curata dal movimento friulanista Aquile dal Friul e tratta tantissimi e diversi argomenti. Parliamo di politica, parliamo di cultura, parliamo di temi di attualità. Tantissimi temi, ma tutti con un filo conduttore, il nostro caro vecchio Friuli, che troppo spesso viene bistrattato, infangato e calpestato, soprattutto dalle seggiole di Trieste e da quelle di Roma non meno importanti. Il Friuli va difeso e noi siamo qui anche per questo. La novità del 2019, come potete ben vedere, è data, la più corposa e sostanziosa naturalmente, dai nostri nuovi studi. Da qui noi riprendiamo da questi nuovi studi messi a punto per il nuovo anno. Altre novità, avremo moltissimi ospiti che già ci sono venuti a trovare e che torneranno, e anche nuovi ospiti con nuove rubriche. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i nostri ospiti che apportano il loro contributo fondamentale affinché questa trasmissione sia anche da voi seguitissima. Quindi vi auguro buona visione e buona continuazione con noi di Aquile Libere. Grazie. Cari amici di Aquile, da quest'anno un'altra novità, dal 2019. Vogliamo sapere la vostra, vogliamo sapere cosa ne pensate. Settimanalmente Aquile Libere proporrà una domanda a cui potete rispondere attraverso SMS, WhatsApp o via mail ai riferimenti che vedete ora comparire in sovraimpressione. Daremo i risultati la settimana successiva. Questa settimana abbiamo già una domanda pronta per voi, diteci cosa ne pensate. Siete favorevoli all'operazione della Regione che vuole annettere il Goriziano alla città metropolitana di Trieste? Sì o no? Rispondete numerosi via SMS, WhatsApp o via mail. Grazie. Ed ora linea allo studio 2 di Aquile Libere, dove c'è il prossimo ospite. Ben ritrovati cari amici, e qui con noi questa sera è venuto a ritrovarci l'avvocato Luca Campanotto del Foro di Udine, che è appunto massimo esperto per quanto riguarda il diritto regionale delle minoranze linguistiche della nostra regione. Troppo gentili, mandi a tutti. Ben ritrovato avvocato. Allora, niente, il Friuli Orientale Goriziano da poco ha subito l'annessione della sanità a Trieste. Allora, rischia lo stesso destino anche, si rischia lo stesso destino anche per la prossima riforma degli enti locali? Ma sì, stando alle anticipazioni giornalistiche questo è, ma insomma è un rischio concreto, nel senso che abbiamo già visto ad esempio questa nuova azienda sanitaria Giuliano-Isontina, Isontino-Giuliana, e lo stesso destino di sottomissione a Trieste, il Friuli Orientale Goriziano lo rischia con la riforma prossima degli enti locali, cosiddetta dopo UTI, che è in gestazione ormai, no? Quindi è addirittura d'arrivo, insomma, ci sono già le prime proposte, è tutto pubblico, tutto pubblicato sui giornali. Il Friuli Orientale Goriziano appartiene indiscutibilmente al Friuli, ma prima di tutto dal punto di vista geografico. È evidente, la pianura friulana finisce a Monfalcone e ciò è un dato obiettivo, universale, insomma è evidente. Ma anche dal punto di vista storico, tra Trieste e Gorizia è sempre esistito un confine amministrativo, addirittura sotto gli Asburgo. Questo è indiscutibile, addirittura il territorio di Trieste, il distretto di Trieste Asburgico, insomma, era addirittura più piccolo rispetto al TLT, il quale ultimo fino al 1954 confinava sul Timavo, quindi gli elementi sono chiari. Per non parlare poi degli elementi anche linguistici, perché 15 comuni su 25 in provincia di Gorizia sono formalmente, legalmente, costituzionalmente zonizzati per la presenza della lingua friulana, sono ufficialmente, legalmente
costituzionalmente friulanofoni, non si capisce come si possa anche solo lontanamente concepire che vengano condannati all'irrilevanza non solo i friulani, ma addirittura i friulanofoni goriziani, annegati nel mare magnum dell'eccentrico, alieno e purtroppo spesso ostile capoluogo regionale triestino. Quindi, qualora si concretizzasse anche a livello di enti locali, questa riforma preannunciata da più parti pubblicamente, senza grosse opposizioni, c'è da dire, temo sarebbe al cospetto di un fatto molto grave verrebbero messi in discussione gli stessi diritti linguistici, fra l'altro. Ma si può contrastare in qualche modo questo? Mi pare di capire quasi sicuramente, volendo, bisogna chiedersi se c'è volontà politica, se c'è una organizzazione, se c'è anche un'unità di intenti, se per la salvezza del Friuli orientale goriziano è possibile mettere da parte contrapposizioni e sterili campanilismi per l'unità e la salvezza stessa del Friuli. Prima di tutto dal punto di vista politico. Io sono un tecnico e su questa materia non entro, ma insomma tutti i consiglieri regionali, faccio solo un esempio, che hanno giurato in lingua friulana dovrebbero fare un pensierino prima di staccare un pezzo di Friuli, un pezzo di friulanità, una zona tradizionalmente friulanofona da secoli, e per porla sotto Trieste, annullando la sua plurisecolare autonomia. Pensiamo alla contea di Gorizia, ad esempio. Ma qualora si concretizzasse questa riforma, vi sarebbero anche vizi di natura giuridica, tecnica, costituzionale, nel senso che per previsione dello statuto speciale è necessario anche per il legislatore regionale, anche nei casi di autonomia piena ed esclusiva, lo stesso articolo 4 dello statuto speciale lo dice espressamente, rispettare quelli che sono i vincoli internazionali. Ora, a livello europeo sono state approvate delle normative di tutela delle minoranze linguistiche autoctone, delle comunità locali minoritarie, che vietano il loro frazionamento, la loro spartizione, l'annacquamento di una comunità territorialmente stanziata che pratica un codice linguistico diverso rispetto a quello ufficiale in nuove circoscrizioni amministrative che anche solamente rischino di rendere più difficile l'esercizio dei diritti linguistici. La comunità linguistica friulanofona-goriziana verrebbe messa in minoranza nel mare magnum triestino, e quindi sarebbe evidente la violazione del diritto internazionale già ratificato, penso alla legge 302 del 97, con conseguente violazione anche dello statuto speciale e incostituzionalità della nuova delimitazione della nuova provincia regionale contestualmente istituita. Infatti, cari amici, ricordiamo che Aquile dal Friul già da diverso tempo, tramite gli infopoint presenti su tutta la regione del Friuli, sta raccogliendo tramite appunto una petizione firme per evitare, se possibile, questo pregiudizio che si può rivelare nel nostro territorio regionale. Bene, avvocato. Aveva qualcosa da aggiungere? No, spero che anche i comuni goriziani, così come hanno fatto i comuni che hanno fatto resistenza alle UTI, si organizzino per quantomeno valutare azioni legali qualora una riforma del genere si concretizzi. Assolutamente. Bene, grazie del suo intervento, ci rivedremo quanto prima, magari per argomentare anche di altro in merito di interesse per la nostra regione. Grazie a voi telespettatori di averci seguito e ci vediamo alla prossima puntata. Buonasera a tutti. Grazie a voi per l'invito, Mandy.
Tanta salute a tutti. L'informazione che stiamo cercando di dare è un'informazione abbastanza, diciamo così, singolare, perché include anche processi storici, passaggi di tempi in cui l'agricoltura era quella che abbiamo visto, chi ha una certa età ha visto i suoi padri o i suoi nonni praticarla. Io stesso mi ricordo, no, di passaggi che allora era un'agricoltura anche pulita, a posto, tanto letame, un po' di guano, un po' di sale e non c'erano grossi problemi, qualche schizzata di solfato sulle viti e si portava a casa anche il vino per la stagione. Però già allora chi aveva visto lontano si rendeva conto che stava succedendo qualcosa, e questo qualcosa era figlio, diciamo, dell'utilizzo massivo, diciamo, dei concimi di sintesi, che era figlio, diciamo, della riconversione dell'industria bellica, per cui la sintesi dell'ammonio, che ha creato la base per gli esplosivi, creava la condizione per poter avere grandi quantità solfato ammonico, urea, che erano stati usati per gli esplosivi e poi si potevano riconvertire nell'utilizzo agricolo. In base a questi concetti, il processo, che allora partì in maniera molto veloce, creò le condizioni per avere delle produzioni che cominciavano a salire in maniera proprio evidente e senza vedere grossi problemi nei terreni, ma chi aveva attenzione e occhio attento e allenato li vedeva. A questo punto il processo, diciamo, anche di informazione chiese il perché di questi fenomeni di devitalizzazione, e il primo momento in cui furono spiegate le basi, diciamo, di un modello sostenibile fu nel 1924, quando Rudolf Steiner a Koberwitz in Slesia venne chiesto di tenere 8 conferenze, un corso, diciamo, per spiegare questi effetti, cioè cosa stava succedendo e come fermare questa devitalizzazione. Il corso di Koberwitz è alla base delle agricolture moderne, tenendo conto che comunque l'asse portante di questo corso era la conoscenza del mondo soprasensibile, del metafisico, cioè quello che è la complementarietà di bios nella lingua greca, che è zoe, cioè da dove arriva questa energia e come possiamo fare per poterla amplificare e portarla sulle piante. Questo era il principio essenziale. Poi negli stessi anni, verso gli anni 30, Albert Howard studiò un modello agricolo basato, diciamo, in India, basato sulla sostanza organica e dunque sul compostaggio e tutti i trattamenti organici di quanto era quello che veniva definito il rifiuto dell'azienda agricola, il letame. E lui sviluppò al massimo anche questi aspetti, diciamo, di creazione del compostaggio agricolo. Oggi purtroppo è un processo che fa fatica a essere spiegato qui in Italia. È un mistero doloroso, diciamo, di questa scienza. All'estero, passi le montagne, è normalissimo. Io l'ho imparato da loro e mi sono trovato molto bene. Terzo processo, ad esempio, è un'agricoltura biologica legata all'ambiente, per cui in Normandia il professor Lemaire studiò molto l'utilizzo, ad esempio, delle alghe come sostanza organica in situazioni dove c'era meno attività allevativa, però più sostanza organica determinata, come in quel caso lì, dal passaggio delle maree, da quello che lasciava come residui, per cui recuperavi quello che la natura ti dava, ti regalava e ti metteva, diciamo, sotto il naso, ma lo facevi con un rigore scientifico affinché potesse essere, diciamo, portato avanti questo processo di sostenibilità che, ricordiamolo, può essere sostenibile solo se può essere riprodotto in tempi lunghissimi senza avere nessun depauperamento delle risorse naturali. Oggi il modello agricolo che stiamo facendo per ottenere altissime rese continua ad avere sempre più depauperamento, continua ad avere sempre più prodotti di una scarsa attitudine alimentare e continua ad avere sempre più, cioè crea sempre più problemi, perché essendo una conduzione sbagliata il male agire è malattia e di conseguenza siamo a combattere continuamente queste malattie che diventano sempre più virali, sempre più potenti, sempre più dure, come anche le infestanti che diventano sempre più difficilmente controllabili man mano che continuiamo a utilizzare diserbanti di ultima generazione. La prova del 9 invece è contraria: quando un'azienda comincia un processo virtuoso, rientra e elimina i diserbanti e anche le infestanti, diventando il terreno molto più tenero, molto più lavorato, molto più, diciamo, vitale,
anche le infestanti si riducono. Di conseguenza, nel nostro linguaggio, le infestanti sono terapeutiche, sono la medicina di un terreno che sta morendo. Ecco la logica anche di un'agricoltura sostenibile. Però bisogna avere il coraggio, la conoscenza e la coscienza per poterla prendere. Come vi dicevo l'altra volta, se avete domande da fare, anche per soddisfare la vostra curiosità, potete scrivere alla mail in sovraimpressione e cercheremo di fare assieme questo percorso, così spero anche interessante per voi. Grazie. Care Aquile, negli studi di Aquile Libere, un graditissimo ritorno. Andrea Pasi, Andrea che torna a trovarci, che in realtà è un ospite comunque di famiglia, perché Andrea è il referente di Aquile dal Friul per il Friuli occidentale. Benvenuto. Una domanda volevo porti, Andrea, di stretta attualità, per non dire altro. Tu volevi parlarci un attimino di quella che è la diversità di trattamento, in buona sostanza, tra quella che è l'Università di Trieste e quella di Udine, soprattutto sotto il profilo economico, giusto? Sì, intanto un ben trovati a tutti, un buon 2019, ne approfitto insomma per rinnovare sempre gli auguri, che fa sempre bene. Sì, diciamo che magari non tutti lo sanno, ma c'è una differenza di trattamento tra come si può dire, il finanziamento che ricevono da Roma le università di Trieste e quelle di Udine, cioè c'è una differenza non da poco, nel senso lo Stato finanzia Trieste con circa 87 milioni di euro all'anno, che equivalgono circa 5.800 euro a studente, mentre a Udine arrivano circa 73 milioni di euro, quindi con una media per studente intorno ai 4.800 euro. Uno si chiederà come mai c'è questa differenza, insomma, tra gli Atenei di Trieste e di Udine. Diciamo che c'è da dire che questo dato non è solo di quest'anno, ma deriva fin dal 1994, in quanto veniva applicato un criterio di assegnazione dei finanziamenti che era basato sul costo storico. Quindi dal 94 a oggi si parla di 24 anni in cui appunto c'è stata una disparità di trattamenti tra le due università. E tutti questi soldi in meno che ha ricevuto Udine in questi 24 anni, è stato fatto un conto, ammonterebbero in questi 24 anni per l'appunto a circa 730 milioni di euro, soldi con i quali appunto si sarebbero potuti finanziare i progetti o comunque fare degli investimenti ai fini della tecnologia e innovazione, insomma a favore dell'ammodernamento delle strutture delle assolutamente tecnologie. Sì. E tutto questo perché viene applicato un criterio che secondo me è iniquo del cosiddetto costo storico, cioè il costo storico è stato fatto delle indagini nel 1993 e si è deciso così. Attualmente se dovesse essere fatto quest'oggi questo tipo di criterio, ci sarebbero ovviamente delle differenze ben notevoli, ma a favore di Udine, quindi sarebbe bene che magari questo criterio dopo 25 anni fossero un attimino ristudiati, rivisti. Sarebbe bene anche che evidentemente va bene così. Sarebbe bene anche, vorrei aggiungere, che i consiglieri regionali che magari hanno a cuore la friulanità, perché comunque siamo in Friuli-Venezia Giulia, magari facessero notare questa differenza. Ne abbiamo? Non lo so, a questo punto non lo so. E ovviamente questo qua è una cosa che evidentemente non c'è interesse a denunciare, perché forse non porta voti, certo. o insomma. Fai benissimo a riportare all'attenzione questo argomento che anche troppo spesso secondo me viene un attimino schivato, probabilmente, no? E quindi l'opinione pubblica magari non arriva il concetto, comunque tutto il discorso dettagliato per poter capire questa cosa. Il tuo intervento è stato utilissimo. Sì, se posso appunto consigliare, certo. Tutti questi dati non è che me li sono inventati, ma sono fruibili su internet, assolutamente trovabili senza... Perfetto, hai qualche indirizzo particolare di ricerca? Basta trovare la sperequazione, basta cercare la sperequazione, differenze tra finanziamenti statali alle università di Trieste e di Udine, si trova tutto. Grazie Andrea, continua a indagare anche per noi Aquile dal Friul e ci vediamo alla prossima. Un piacere, grazie, saluti a tutti. Ciao.